All'ultima giornata del girone di andata all'Unitas Sciacca, stiamo parlando di promozione e girone A, opera il sorpasso in classifica generale e conquista il titolo di campione d'inverno. Tutto questo grazie al pari esterno del Casteltermini fermato all'Ascari ed alla concomitante vittoria della stessa squadra neroverde Saccense. Il campionato è ancora lungo ed un punto di vantaggio è abbastanza esiguo per gridare vittoria. Per quanto riguarda le altre agrigentine, il Camerat divide la posta pareggiando 3-3 con il Villabate. Nel campionato di prima categoria Girone G continua a distanza il duello per la vetta tra il capolista Atletico Gorgonia e l'Atletico Favara, staccate tra di loro da appena 2 punti, mentre sotto in terza posizione sta salendo bene il Gemini. Tutte e tre in questo turno hanno vinto. L'Atletico Gorgonia di misura con la Barrese, a son di reti invece l'Atletico Favara con il malcapitato Nicosia e il Gemini fuori casa con il Ravanusa. Brutta sconfitta invece per il Raffadale che cade a Villarosa con il risultato di 3-0, un po' meglio la Libertas Serra Calmuto che va a pareggiare a Branciforti per 2-2. In questo torneo mancano 2 turni alla fine del girone di andata e la lotta per diventare campione d'inverno è apertissima. Nel torneo di seconda categoria Girone E, due squadre nissene a pari punti. In vetta alla classifica si tratta della Sommatinese e del Don Bosco Mussomede, entrambe vittoriose, la prima sulla Nuova Petiliana per 7-0, la seconda su Fortegela per 2-1. Insegue a breve distanza di 2 punti l'agrigentina Alessandria della Rocca che ha piegato per 3-0 la resistenza dell'Atletico Caterinese. Per quanto riguardano le altre agrigentine, crolla il Muxar per 3-0 ad Acquaviva. L'Atletico Montallegro è fermato in casa dal Mariannopoli sul nulla di fatto. Brutta sconfitta esterna dell'Atletico Licata piegato per 3-0 sul campo del Riesi, stessa sorte, ma con risultato di 3-1, dell'Araclea Minoa a Vallelunga.